Allora, signorina, si rimette la scuzzetta cortesemente, perché lei con la scuzzetta, come dire, dà il meglio di sé, riesce anche a centrare meglio gli argomenti, e mi pare di aver capito che lei ci vuole raccontare di una sua esperienza che non so se è stata bella o brutta a Luna Park. Un'esperienza di trauma, preciso. Ecco, l'ho immaginato. Non c'ero stato mai. No. Una volta mi sono sventurato ad andare a Luna Park. Intanto per entrare, signora Rosa, la fila per comprare i biglietti, che io li chiamano ticket. Poi io, mentre ero in fila, ero con mio cugino Alfio e con un altro del paese, viste che c'era uno che mi tagliava. Era un vestito un poco particolare, tutto vestito di bianco, con un fiocco rosa, i pantaloni bianchi, tutti trasparenti. Se ci vedeva i piedi di Zoma, tutto... Se ci vedeva cosa? I piedi di Zoma, questa mutandina che il suo motto è la mutandina che c'è ma non si vede. Allora, avevo capito, ma lei sempre mi porta fuori strada, non si chiama piede di Zoma. Piede di Zoma. Si chiama perizoma. Peri in siciliano, in italiano piede. Domani mattina le signore che sono qui presenti... Allora che no? Domani mattina le signore che sono qui presenti vanno in un negozio di lingerie e chiedono al commesso: senta, per favore, me lo dà un piede di Zoma? No, c'è dire un piede di Zoma. Cosa dice questo? Sta urda dove una cala, Comunque l'abbiamo capito, lo sapete tutti, il perizoma è uno slip succinto. No, su cinta si porta. Che c'è? Succinto, piccolo. Piccolo. Che poi io non capisco le donne. Che? Ma chi si mettono a fare? Se lo mettono a fare. Ci sono delle scuole di pensiero, vuole che apriamo un dibattito? Il piede di Zoma è, come dire... Vuole fare una lezione sul piede di Zoma? No, per spiegarlo, no? Spieghi, vabbè. Perché può essere che qualcuno non lo sa, certo. Giusto? E signora Rosa, che cos'è? è come nel totale, è come un filo. Come un filo, certo. È come un filo. Quando dice stu filo... Ma perché non la sa a casa sto filo? È una cosa che sta facendo? C'è una cosa che parte di qua, oppure può partire magari da qua, no? Se c'è qualche signora che vuole chiamare un momento, ce la facciamo vedere. Ferme, la vuole finire, che queste cose non si possono fare. Queste cose non si possono fare. Ma è un momento di cultura. Ma sarà un momento di cultura, ma non è che possiamo mettere in mostra le cose qui. Comunque, che cos'è? Se la signora si vergogna, si mette dietro la tenda e si mette così solo per smettere. Signore, ferme, non vi muovete dalla sedia. Non c'è una signora coraggiosa. No, perché è difficile da spiegare. Perché è un filo che parte di qua o parte di qua. A seconda. Parte. Gira tutto intorno, torna qua. Sì. Che sta facendo? Che? Va a direzione. Poi scende davanti e acchiana di dietro. E quando arriva di dietro si fa il fiocco e un rupo davanti. O vincevessa un fiocco davanti e un rupo di dietro. A seconda del modello. Che vuole? Io avevo questa curiosità. E una volta di farci questa domanda alle donne. Avevo questa domanda da porci. Sì. E un giorno gliel'ho porca la domanda. Va bene. Che domanda era? A una bella signora ci disse: scusate, ma questo piede di Zoma, ma perché ve lo mettete? Bella domanda. Non sa perché mi rispondi? No. Dici, sai, è così comodo. No. Come comodo? No. Io sono Come d'accordo. può essere comodo? Allora, il perizoma, lo dico comodo. da uomo, sarà sensuale, sarà eccitante, sarà erotico, ma comodo no. Signorine, signore, comodo no. Io ora parlo con gli uomini presenti. Comodo no. Può essere comodo. Che noi altri uomini, io parlo per mia, che portiamo la mutanda classica. Sì. Io per fare un mutande ci vuole una foto di un cuscino matrimoniale. Lei, diciamolo francamente, io l'aiuto, lei porta la culotta. Bravo. Eccoci. Quella mutanda che ti commoglia la culotta, la fiancotto, la panciotto, bella, ti avvolge. Comoda, avvolgente, bravo, il termine giusto è avvolgente. Avvolgente. Sì. La parola giusta è questa. E quando la mattina ci vestiamo, se ci vestiamo con premura, quando nei esami causi, che non siamo belli, dritti, precisi, ma siamo un poco spostati, e questa mutanda, l'elastico, che ti acchiappa da qua, così,
si sposta di 2 centimetri. È vero, eh? Che qua si sposta un poco più qua, che aveva una mala giornata. Tutto il giorno, si fuori per lavoro, sta parlando. Allora ti volevo dire questa cosa, no, scusa un momento, e si è spostato di 2 centimetri verso il centro. Poco. Come si può stare con 2 filo, signore? Donne, non è così, ha ragione lui. Comodo non è. Sarà sensuale, per carità. Sarà eccitante, sarà erotico, sarà bello a vedersi. Ma no, comodo. Ma comodo no. A parte il fatto, signora Rosa, se lei me lo permette, lei che è veramente un uomo che ignoranza non ce ne manca a lei. Per carità, io tutta quella che lei vuole, io ce l'ho a Ci ha disposizione. rovinato quella bellissima frase. Quale? Quella che chi era giovane negli anni 80 se lo ricorda. Fine anni 70, negli anni 80 c'era la famosa frase: le signore mi perdoneranno, farò uso di una pallorina. Di una, capisco che ne volessero sentire che sai, ma io una sola. Una sola ne utilizzo. Quando io ero giovane, quando vedevamo passare una bella donna, una bella signora, una bella ragazza, io mi ricordo ai miei tempi che stavo sempre avanti al bar, appoggiato, un palo di divieto di sosta, con il palo stavo fatta la forma dame spada, era così preciso. Quando passava una bella signora, una bella donna, che pensavamo? Ditemi se non è vero, quella famosa frase che abbiamo cresciuti tutti con questa frase. Quale? Che diceva la frase? Quando chi sta passava tu pensava a come ci dicesse. Gioia. A come ti scicassi i mutanni. È vero? Però è vero, Anni 70. È una frase un po' anni forte. 80. Però è così. Ma no? perché? Perché? Lo Perché spieghi. davanti agli occhi avevamo la mutanda, c'era chi sciccare. Certo. Ora chi c'è sciccare? Certo. Che ci può dire? Al massimo ci può dire gioia. Come da mugliassa la cordetta. Vabbè, lasciamo. Cioè, che è 1,5 metri di cordetta. Lasciamo perdere. Non so perché siamo finiti. No, sai perché? Basta, signore. No, le volevo dire una cosa. Noi partiamo da un argomento, poi ci spostiamo ad un altro e spesso, come in questo caso, finiamo in un cul-de-sac. Cioè, noi partiamo da un argomento che vogliamo sviluppare, perché lei ci vuole raccontare una cosa, poi finiamo in un altro argomento e finendo nell'altro argomento finiamo in un cul-de-sac. Ma perché finiamo? Lei pensasse per lei? No, perché se lei lo racconta Io a me... in un cul-de-sac non ci voglio finire. Ma lei c'è finito. Se lei riesamina quello che ha detto, voleva partire raccontandoci del Luna Park, è andato al Perinzoma e ci ha raccontato questa storia. Quindi siamo in un cul-de-sac. Esattamente, proprio siamo nel bel mezzo di un cul-de-sac. Cioè, se lei prende il cul-de-sac, tutto per lei prende il cul-de-sac. Il Pietinzoma è nel bel mezzo. No! Questo voleva dire. Voglio dire che siamo nel mezzo di un impasse, siamo nel mezzo di un discorso anche particolare, difficile, siamo in difficoltà. Da quale discorso non ne veniamo fuori? Non ne veniamo fuori. Sai, bravo. E parrasse come mangia. Basta, signor. Vabbè, lasciamo perdere. Ero lì. Sì. Entro in questo Luna Park con questo che metaliava. Mai chissà che metallia, che aveva un sacco di ticche. Ah, per giù, i tic. Questi sono i tic che lui aveva. Non mi compro e entro, il primo biglietto mi fece per la ballerina. Ah sì, la famosa ballerina. La famosa ballerina che furria forte, signor La Rosa. Lo conosco, Luna Park lo conosco. Io massetto, che ne sa, ciò che ti mettere la cintura. Da come partiu da ballerina, scoppolo dall'aria. Attraverso tutta la ballerina andappo un tachiddo da un faccio di mia preciso, non era chi cause bianche e trasparenti. Ah, quindi se lo è ritrovato sulla ballerina di fronte. Che meno male che era io, perché come arrivai questo mi abbracciavo e non mi lasciavo più. Perché nunca facevo come io, avanti quindi e indietro. È stato utile, l'ha bloccato. Mi ha bloccato. Poi scendiamo, abbiamo fatto l'ottovolante, non è chiamiamo da sopra auto, poi dice mi macchina in goccia, è sempre chi sto con me, che mi ingocciava, e rideva. Questo, vestito di bianco. Non mi piace ridere, che mi faceste peccare magari la lingua, questo botto che mi dà all'improvviso. Poi siamo andati nel famoso
tunnel dell'amore. Bellissimo, a me piace un sacco il tunnel dell'amore. Che c'è il laghetto, sì. C'è questo fiume piano piano che scorre, sì. Poi ci sono gli alberi, tutto così, tu ci passi di sotto, è una cosa romantica, no? E a Chianamo sono delle barchette a 4 posti. Sì. Io ero a Coiaffio e un altro paesano mio, a Chianamo ci dessimo un biglietto a Chidro, manco stia per partire, pigliantissimo, boom, cacchianavo un'auto, basta. Camminiamo, poi entriamo nel tunnel dell'amore dove c'è tutto buio. Sì, certo. Oh, signor La Rosa, mentre siamo là al buio, non mi sento una mano che mi si appoggia qua. E adesso capisci, siamo? Sì. Siamo così Catania. Certo. Un portafoglio mi stanno furtando. Uno che si sente toccare da qui dice... Ti fatta la mano di qua, pigli e fece sto movimento qua. Io il portafoglio qua l'avevo. Sì. Da mia testa disse, ora ci metta la mano pronta. Bravo. Come chi sta zicca la mano in do portafoglio, ci piglia la mano. Bravo. Prima ci chianto un mussucone che la prima falange me la a mangiare io. C'è a fare lavare un vizio, come chi sto scivola la mano, io la mano oscuro, ci faccia così a Iaffio, come per dire tenete pronto che ora ridiamo. Come chi sto che cala la mano, la uca. E ci pensare, non sape manco un tegno un portafoglio. Ma del resto poteva essere, non è che lui è sicuro che lei lo tiene qua. Non cercavo il portafoglio. No? Che cercava? Il malloppo. Quindi sempre di soldi si parla. Il malloppo, i soldi. Il gruzzoletto. Gruzzolone. Quindi lui immagina che lei avesse tanti soldi, il gruzzolone. Gruzzolone senza soldi. E che gruzzolone è? Il malloppone. Vabbè. E chi sono un coppo carusi con una maestria, mazzicca a mano sotto la cintola. Sì. Stava per andare in profondità, io, signor La Rosa, a mia tutto mi può dire. Che c'è chiappo da mano. Sì. No frattempo ne scemo do tunnel. Ci fece una mossa de karate. Io mi misi a dita andava a barchetta con pericolo che a bacca casca. Proprio per salvarsi. No, tu piglio, girai di così io biai a moto del fiume. Chi so come cascava non saggio natare. Non l'avevo visto mai un buppo che non sapeva natare. Senta, insomma, allora, è che... Giustamente. Un polipo. Un polpo che non sa... Giustamente mi preoccupai perché si scherza, ma la vita è sacra. Certo. Come vista così, mica tu mai... Ah, perché lei ha un cuore tanto, è un cuore generoso. Quando l'hai un cuore... Tanto. E mi tuffo, che nella rosa, o pigliai, o biai sopra, che io stavo morendo, magari lo ha acqua salvato, fredda, lo ha messo cose. O pigliai, o biai sopra la banchina. Certo. E questa creatura restava, mezzo andava a banchina. Ho pigliato acqua, stava soffocando. Non so se vi siete mai trovati in questa situazione, un spavento. Siccome io sogno uno che sta lì a televisione, uno che segue, avevamo fatto di tempo prima una di queste trasmissioni dove ti insegnano il salvataggio. Ah, quindi è una trasmissione didattica sul salvataggio. Subito, sì. E me l'avevo visto che faceva, ci pigliava in razza, ci rapeva, sì. Poi ci dava un giuscione da uca, sì. Ci faceva dare a Affio. Cioè io ci aprivo le braccia, Affio ci dava un giuscione da uca, ci chiudevo le braccia, una uca di acqua, certo. E sempre... Un'altra volta le braccia, e Affio un soffione, un'altra uca di acqua, e allora ci riaprivo le braccia, Affio un soffione... ci aprivo le braccia, Scusi, quanto dura questa? Gavaiettato che sai di buttaccio di 200 litri di acqua. Quanto dura questa cosa? Disse, ma che st'acqua dove l'avevano ficcata? Che me ne avevo accorgiuto che ancora avevo il culo a modo.